Siamo alla nostra pagina sportiva, partiamo dal pallavolo maschile Serie A1, al via la preparazione per le squadre venete. Oggi alle 17 partiamo con il raduno allora della Calzedonia Verona, domani invece a mezzogiorno tocca alla Chioene Padova, lo ricordiamo il campionato partirà tra poco meno di 2 mesi, il prossimo 14 di ottobre. Il punto con Barnaba Ungaro. Vacanze ormai finite per le due squadre venete della Serie 1 maschile di pallavolo. La prima a radunarsi è la Calzedonia Verona, che riparte dopo il quinto posto della scorsa stagione con l'obiettivo di entrare nella griglia play-off. L'auspicio è quello di rivestire il ruolo di possibile sorpresa. I presupposti ci sono. Confermato Gerbic come tecnico, la squadra scaligera si ripresenta con innesti mirati per dare maggior esperienza e concretezza. In questo senso, tra gli altri, rientrano gli arrivi dell'ex capitano azzurro Savani, schiacciatore, e del nazionale francese Boyer, opposto. Da Trento poi l'inserimento di De Pandis, premiato nel 2013 quale miglior libero della Champions League. Il 21 agosto invece la data scelta dalla Chioene Padova per il via alla stagione che nella Città del Santo sperano culmini con l'ingresso nei play-off, obiettivo mancato l'anno scorso. In panchina c'è ancora Baldovin. Sostituito nel ruolo di libero Balaso con il nazionale argentino Danani, la Chioene si è rinforzata sia in fase realizzativa che di ricezione. L'abbinata in quest'ottica è composta dall'opposto Torres, giocatore della nazionale portoricana, e dallo schiacciatore francese Loati. La mossa più significativa è l'aver mantenuto a Padova lo schiacciatore azzurro Randazzo. Per il resto, squadra a trazione italiana con 8 giocatori su 13 veneti. Il via al campionato il 14 ottobre.